TG, una buona giornata, una buona domenica a tutti voi telespettatori, ben ritrovati nei nostri studi. Subito in primo piano gli ultimi aggiornamenti che arrivano, che sono arrivati ieri nel corso della conferenza stampa a Venezia da parte del presidente Zaia. Comunque, per tranquillizzare tutti, a me non me ne frega niente dell'impugnativa, noi andiamo avanti, che sia chiaro. Quindi gli studenti si iscrivano perché l'anno accademico 2021 avrà gli studenti a Treviso. Il presidente del Veneto non le manda a dire, commenta così la notizia della decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge regionale che istituisce un corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso in accordo con l'Università di Padova. Un fulmine a ciel sereno che ha provocato un'alzata di scudi in Veneto a tutti i livelli. E Roma, se deciderà di impugnare, saprà che si troverà l'artiglieria pesante dal punto di vista tecnico-legale, perché li schiero tutti, e andremo in Corte Costituzionale a chiedere alla Corte se è così tanto sopruso destinare 6 milioni di euro su 9 miliardi e 6 alla formazione universitaria di studenti che faranno i medici. Il governatore Zaia è deciso ad opporsi con tutti gli strumenti, ma auspica che possa esserci anche un ripensamento, visto che il governo ha tempo fino al 16 di giugno per depositare l'impugnativa. Io ieri ho chiamato Boccia e devo dire che il ministro Boccia si è dimostrato disponibile. Onestamente ho l'impressione che questa sia un'impugnativa che sia un po' scappata di mano, che sia più impugnativa di qualche posso dire, azzeccagarbugli degli uffici che della politica. Zaia invita quindi il governo a prendere in mano e chiudere velocemente la questione. È ridicolo impugnare un provvedimento del genere dicendo che l'unica colpa che abbiamo, due colpe, che i 6 milioni di euro per attivare questo corso vengono pescati nei 9 miliardi e 600 milioni del budget sanitario della Regione Veneto. Un corso completo di laurea che arriverebbe in un ospedale con già 8 reparti universitari e presto anche una nuova struttura. La ciliegina sulla torta è che fra massimo 7-8 mesi avremo anche ultimato il nuovo ospedale. Quindi l'università trova anche una culla eccezionale, trova 1000 posti letto realizzati del nuovo ospedale ad alta specializzazione. E Zaia ha toccato anche la questione pedemontana, ha dettato un po' i tempi delle prossime aperture, a cominciare proprio dal tratto ormai imminente all'apertura che collega i caselli di Breganze e di Malo. Aprirà entro pochi giorni il tratto della strada pedemontana che collega i caselli di Breganze e Malo. Lo conferma il presidente Zaia, che dà anche i tempi dell'apertura. Una decina di giorni, 2 settimane si apre. Questo ve lo posso annunciare. Stiamo parlando della più grande infrastruttura oggi in cantiere in Italia. Sono quasi 95 km di strade. Stiamo parlando del più grande cantiere dal punto di vista finanziario, 2 miliardi 258 milioni di euro. Stiamo parlando di almeno 1600 lavoratori. L'apertura è slittata di pochi giorni a causa del lockdown che ha rallentato i cantieri. Noi siamo pronti, è un fatto di procedure. Vi devo anche dire che abbiamo avuto il lockdown e sono stato io a dire inutile che con il mondo fermo andiamo a aprire un'infrastruttura. Sono una decina di chilometri, in totale se partiamo da Malo, andiamo verso l'A31, la Valdastico e poi finiamo a Breganze, noi abbiamo già aperto il tratto fino a Breganze, avremo 20 chilometri dei 96 già aperti. La data di consegna definitiva dell'opera si avvicina rapidamente. Noi abbiamo un fine lavori programmato per contratto a dicembre 2020, non ho sbagliato anno, dicembre 2020. Considerate che tutte le grandi opere sono state fatte. Ecco cosa cambierà con l'apertura della pedemontana. Un Bassano Montecchio, me rovino, potrà essere di un quarto d'ora, 20 minuti a farla grande. Oggi uno dice cosa ha detto Zaia? O un Treviso Bassano 20 minuti, oggi ci vuole un'ora e 10, un'ora e un quarto, un'ora e mezza. Un Montebelluna Bassano ce lo danno a 10 minuti. E cambia il mondo. E soprattutto mettiamo in sicurezza, ad esempio, la Gasparona piuttosto che la Schiavonesca Marosticana, la quale è la strada più pericolosa d'Italia. Cambia sì davvero parecchio con l'apertura dei caselli della pedemontana, quindi una viabilità accelerata al massimo.
Adesso invece parliamo della crisi, ci occupiamo della crisi che sta interessando in maniera molto pesante tutto il comparto dell'agricoltura, crollano i prezzi proprio per quanto riguarda il lavoro dei produttori agricoli e aumentano in realtà per i consumatori. Pensate che tanti produttori agricoli stanno lavorando in perdita ed è un appello accorato, un grido d'allarme che sta lanciando la CIA di Padova. Consumatori, aiutate non solo i negozi di vicinato, ma anche l'agricoltura del vostro territorio che oggi sta lavorando in perdita. Meno 36% per un chilo di carne suina, meno 28% per un chilo di carne di coniglio, meno 21% per un litro di latte, da 39 centesimi al litro a 30 centesimi sotto il costo di produzione. La CIA di Padova denuncia come il post-emergenza Covid-19 stia spingendo al ribasso il valore delle produzioni nostrane, che vengono pagate cifre irrisorie ai produttori, molti dei quali in questo periodo stanno lavorando in perdita. Sono quasi 12.000 le aziende agricole in provincia di Padova. Agli agricoltori rimane il 20%, se è tanto, del prezzo finale. Un periodo di speculazione che speriamo passi presto, denuncia la categoria, mentre succede che per il consumatore il prezzo finale abbia subito un incremento. Qualche esempio? Ai mercati contadini un chilo di ciliegie viene venduto a 5 euro, mentre in alcuni supermercati si trovano a 7,90. Gli asparagi verdi ai mercatini costano 5,90 al chilo e 7 euro al chilo in diversi market. I cipollotti scontano una differenza di quasi il doppio, 4 euro al chilo ai mercatini a fronte di 7,42 nei supermercati. Valori che stanno facendo passare un messaggio sbagliato, sottolinea il direttore della CIA di Padova Maurizio Antonini, che l'incremento dei prezzi finali comporta a cascata un maggiore guadagno a beneficio degli agricoltori. Non è così. I margini si perdono lungo la filiera e agli imprenditori rimangono solamente le briciole. Una soluzione? Comprate dalle aziende dell'agroalimentare locale, meglio se direttamente. Adesso andiamo invece al mare perché riparte la stagione balneare, andiamo nel Veneziano. Brindisi e taglio di nastro, è aperta ufficialmente e sotto il migliore degli auspici la stagione balneare 2020. Da questo fine settimana da Bibbione a Chioggia sono aperti buona parte degli stabilimenti balneari, delle attività turistiche e degli alberghi. Sono prospettive positive, intanto siamo qua per ringraziare anche gli operatori che come sempre hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, hanno già preparato le proprie strutture, sono pronti. È fondamentale che oggi si riempia ovviamente dei turisti perché sono la parte importante per crescere, per portare appunto quell'occupazione, piano occupazionale di ricchezza che è fondamentale. L'azienda del turismo tocca 18 miliardi di PIL nazionale, lo ricorda spesso il governatore Zaia, ed è fondamentale che arrivi per tutto il tema anche socio-economico del nostro territorio. Le prenotazioni sono tantissime, questa settimana addirittura non riusciamo neanche a rispondere a tutti, però veramente questo ci indica una grande stagione. Ovviamente tutto questo ci comporta una grande più attenzione per i nostri ospiti, sia nel servizio ma soprattutto una vacanza in sicurezza e in pieno relax. Un'estate che si preannuncia meno complicata del previsto, tutto è pronto per accogliere pendolari e turisti, auspicando di poter abbracciare presto anche quelli d'oltreconfine, tedeschi e austriaci in maggioranza, da sempre affezionati al nostro litorale. Fortunatamente alcune frontiere, pensiamo a quelle tedesche, di fatto sono già state aperte, ora stiamo lavorando anche sull'Austria perché permetta ai loro concittadini di poter venire da noi, perché su 70 milioni di presenze turistiche il Veneto fa 50 milioni di stranieri. Di questi 50 milioni di stranieri 2/3 sono di lingua tedesca, quindi voi capite che Austria, Germania e Svizzera per noi è fondamentale. Pronta, uscirà a giorni, ha confermato l'assessore al turismo Federico Caner, la campagna pubblicitaria della Regione Veneto per incentivare il turismo. La prossima settimana presenteremo un piano turistico importante, innovativo, non soltanto capiente dal punto di vista delle risorse economiche che metteremo, ma soprattutto nuovo, e nessuna regione in Italia ha fatto, ad oggi che mi risulti, un piano innovativo come quello che presenteremo noi. Insomma, la stagione turistica sulle nostre coste sta ripartendo dopo settimane e mesi di forte sofferenza appunto causate dal coronavirus, dal Covid-19. Solo che a mettersi contro adesso è arrivata anche una violenta mareggiata che si è abbattuta contro diverse coste veneziane. La mareggiata di questa notte ha creato danni non solo alla pineta di Jesolo ma anche a Eraclea, anche a Isola Verde. Purtroppo continua l'annoso problema della difesa delle coste.
per salvaguardare soprattutto le attività economiche che insistono su quelle coste. A novembre siamo stati duramente colpiti dall'acqua granda, eravamo già al lavoro ben prima del DPCM proprio per sistemare le spiagge a seguito dei tristi fatti di novembre, poi è arrivato il Covid. Il 2020, come anche l'ultima parte del 2019, d'altronde si conferma davvero un anno sfortunato per il turismo. Proprio quando la stagione balneare si apprestava a partire in quella che si annuncia l'estate più difficile mai affrontata dal settore, il maltempo delle ultime ore si è abbattuto sulle spiagge della costa veneziana. Abbiamo avuto purtroppo grande erosione nella pineta di Jesolo e nella zona del comparto di Eraclea Mare, ci sono stati dei ritardi anche nella zona di Isola Verde. Stiamo aspettando perché, come potete vedere alle mie spalle, c'è ancora mare, c'è ancora vento, già da lunedì, martedì inizieranno i primi interventi di ripascimento manutentivo. Vogliamo veramente cercare di mettere in sicurezza anche gli ultimi comparti per permettere ai colleghi un po' più sfortunati che hanno subito dei danni da questo punto di vista di poter aprire le loro attività il prima possibile. E intanto dal governo sono stati stanziati 5 milioni di euro per poter mettere in totale sicurezza i vari stabilimenti balneari proprio in questo periodo di Covid, di post-Covid, e la notizia è stata data direttamente da Variati. Il Ministero dell'Interno dà il via all'operazione Spiagge Sicure per l'estate 2020 stanziando 4 milioni e 800 mila euro, non solo contro contraffazione e abusivismo commerciale, ma anche per la verifica del rispetto delle misure di distanziamento sociale e di tutte le prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19. Dobbiamo vegliare su alcuni comportamenti sbagliati e soprattutto aiutare i gestori a mantenere quegli accorgimenti su cui abbiamo raggiunto un accordo di protocollo e una particolare attenzione alle spiagge libere, perché lì i gestori non ci sono, però non possiamo abbandonarle. L'iniziativa coinvolge 150 comuni litoranei che riceveranno fondi che potranno essere impiegati per l'assunzione di personale della polizia locale a tempo determinato e per le prestazioni di lavoro straordinario da parte dello stesso personale. Anche dal punto di vista turistico deve passare la sostanza e l'immagine che il Veneto, le spiagge del Veneto, la montagna veneta, la collina veneta, le città d'arte venete a iniziare da Venezia sono luoghi sicuri. Sono luoghi sicuri. Se un turista europeo o meno vuol venire in Italia e vuol venire qua, sa che qua trova un luogo sicuro. Il messaggio di un territorio sicuro dal punto di vista sanitario per il turismo sarà anche diffusa attraverso un ampio piano di promozione. A livello nazionale partirà una grande campagna di reputazione del paese Italia, perché in giro per il mondo a un certo punto noi per un bel mese e mezzo sembravamo essere il luogo della pestilenza, addirittura superiore alla Cina, figuriamoci. E qui abbiamo detto le cose come stanno all'unità di malato, tutto è stato reso noto con una trasparenza assoluta. Scusi, mi sento la responsabilità di dirlo, non penso che la stessa cosa sia successa in Cina. C'è una breve pausa, ci troviamo subito dopo. E rieccoci in studio, ben ritrovati. Dovremmo avere collegato telefonicamente il collega Filippo Fois, che si trova proprio davanti alla sede regionale della Protezione Civile in attesa dell'arrivo del governatore Zaia. Buongiorno Filippo. Buongiorno Vanessa, buongiorno ai nostri telespettatori e buona domenica. Siamo, come ha detto giustamente, di fronte alla sede della Protezione Civile. Oramai tra pochi minuti dovrebbe arrivare arriverà sicuramente il Presidente della Regione Luca Zaia per il consueto punto stampa di aggiornamento della situazione coronavirus in Regione. Ecco, ormai per voi è un appuntamento fisso e si sa già quale potrà essere l'argomento trattato in giornata, anche perché veramente sono sempre questioni calde via via. E poi tra l'altro abbiamo notato in tante occasioni la presenza proprio di persone che vengono a chiedere conferme, chiarimenti e quant'altro allo stesso governatore Zaia.
Sì, in realtà l'unica anticipazione che siamo riusciti ad ottenere è che oggi verrà annunciata una presenza per lunedì, però una presenza importante al punto stampa per lunedì. E poi, come dicevi giustamente tu, gli argomenti sono veramente tanti e tutti molto importanti, perché se da un lato stiamo assistendo da parecchio tempo a un allentamento oramai molto importante dei contagi, i dati che insomma vengono resi noti ogni giorno danno una continua discesa dei casi di positività in Veneto, dall'altra siamo entrati nel pieno della cosiddetta fase 3, vale a dire della ripartenza dal punto di vista economico della regione dopo quasi 2 mesi di stop forzato, per cui i temi che si devono affrontare adesso per far ripartire una macchina complessa come l'economia di una regione economicamente sviluppata come il Veneto sono veramente tanti, a partire per esempio dal turismo. Il Veneto è la prima regione per presenze turistiche in Italia, è visitata annualmente da circa 70 milioni di persone. Moltissimi sono stranieri, ci sono stati alcuni problemi ai confini, per esempio con l'Austria, che ancora non permette di venire in Italia, anche se oramai dovremmo essere verso la risoluzione di questo problema. La Germania, per così dire, ha aperto le frontiere ieri e si sta rimettendo in moto una macchina poderosa che fattura veramente miliardi di euro e che vuole riprendere al più presto a lavorare a pieno regime quest'estate. Certo, tra le domande tra l'altro che si sente vengono poste al governatore Zaia sono quelle relative a questi fondi che dal governo non arrivano a persone che si trovano in disagio. Tra l'altro sono sempre più in aumento sia i privati, le famiglie in difficoltà come anche le aziende. Tu che sei lì, che stai vivendo praticamente quotidianamente questa atmosfera proprio in protezione civile assieme al governatore e agli altri colleghi, che aria si respira in proposito? Beh, diciamo che c'è la comprensibile preoccupazione di una situazione che è molto difficile dal punto di vista economico, ma anche l'ottimismo di una regione che ha sempre saputo rialzarsi e che comunque parte da una situazione economicamente forte. Sicuramente stiamo meglio di molte altre regioni italiane, per cui diciamo che le premesse per una ripartenza anche in tempi abbastanza rapidi ci sono tutte. Certo è che comunque bisogna lavorare e stare anche sotto al governo, per così dire, perché arrivino questi finanziamenti. Ma da questo punto di vista bisogna dire che qui nell'unità di crisi della protezione civile proseguono con quasi cadenza quotidiana le videoconferenze con il governo, sia da parte del Presidente che da parte degli assessori. Voi sapete, li vedete, spesso sono sempre presenti quotidianamente l'assessore alla protezione civile Bottacin e l'assessore alla sanità Lanzarin, per cui diciamo che c'è un'agenda sempre molto fitta di incontri e di videoconferenze da questo punto di vista. Benissimo, allora ringrazio Filippo Fois. Tra l'altro tra pochissimo arriverà il governatore, quindi andremo a scoprire direttamente quali saranno gli aggiornamenti e le novità di questa giornata. Ne sono passate più di 100, Filippo. Tra l'altro, Vanessa, che ne sono passati più di 100, un aggiornamento molto importante di cui abbiamo dato notizia ieri è quello che riguarda la superstrada Pedemontana Veneta. Sì. Ci sarà prossimamente una nuova apertura del tratto tra Malo e Breganze. La fine dei lavori, ha detto Zaia, è prevista per il dicembre del 2020. Sì, infatti l'abbiamo sentito poco fa, infatti. Sì. Lo stesso Zaia ha detto non ho sbagliato anno, il 2020, quest'anno. È vero. Certo c'è stato uno stop per ovvi motivi, ma comunque insomma i cantieri stanno procedendo bene e ci sono buone probabilità che tutta l'opera, che ricordiamo è la più grande opera pubblica al momento in cantiere in Italia, sia completata secondo i tempi previsti. Benissimo, grazie Filippo. Allora buona continuazione proprio nella sede della Protezione Civile assieme a Zaia e agli assessori. Grazie per l'aggiornamento che ci hai dato. E noi appunto andiamo avanti e parliamo di cosa? Ne abbiamo trattato adesso a grandi linee, a sommi capi con il collega Filippo Fois, della crescente povertà che in questi periodi, in questi mesi di emergenza ha messo in ginocchio e ha toccato direttamente tantissime famiglie. Pensate che nel veneziano 400 famiglie in più vengono sostenute dalla Caritas rispetto a quelle che già si appoggiavano alla struttura, e questo è stato dovuto appunto a questa emergenza, a questa crisi pesantissima che si è abbattuta con il Covid in questi mesi.
Queste famiglie che si chiamano nuovi poveri, ma in realtà fino a qualche mese fa poveri non lo erano, non hanno ricevuto nemmeno lo stipendio, e chi fa un lavoro che dura soltanto 3-4 mesi, 5 mesi, pensiamo a livello turistico, non avrà il lavoro. Nuovi poveri che si aggiungono a quanti già sosteneva e aiutava la Caritas. Sinora il sostegno è stato legato alla spesa, adesso si aggiungono bollette, mutui, affitto. Famiglie normali che fino all'emergenza coronavirus riuscivano a far fronte alle loro spese, ma che si sono ritrovate improvvisamente senza uno stipendio e con i lunghi tempi d'attesa della cassa integrazione. Ancor più penalizzati se il sostegno economico arrivava da un lavoro stagionale legato al turismo. Grande la preoccupazione della Caritas di Venezia, che pensa che il periodo più difficile sarà il prossimo autunno. Per ora non riusciamo a quantificare il bisogno, anche perché ci sono tante famiglie che in questo momento forse si vergognano oppure non hanno la forza di venire a chiedere aiuto sebbene sono in difficoltà. E ci occupiamo di trasporto pubblico, andiamo nel Bellunese. A luglio tra l'altro ripartirà anche tutto il servizio legato al turismo, rimasto fermo per ovvi motivi in questi mesi di emergenza. Si sapeva che il tema del trasporto pubblico dopo il coronavirus sarebbe stato uno dei più difficili da affrontare. La situazione economica e finanziaria di Dolomiti Bus ha messo in crisi l'intero sistema con disagi enormi per i cittadini, dice il presidente della provincia Roberto Padrin. Il numero e i dati dei ricavi sono preoccupanti. Nel solo maggio del 2019 i ricavi ammontavano a 600.000 euro, nel 2020 a 42.000, quindi potete ben capire che la situazione è sicuramente molto difficile. Come venirne fuori? Stiamo cercando di riattivare gradualmente più corse possibili in modo da venire incontro proprio alle esigenze dei sindaci e dei cittadini che ci stanno scrivendo ora in maniera incessante in questi giorni. Certamente va incontro alle esigenze del territorio la riapertura da lunedì prossimo dei collegamenti con Zoldano, Cadore e aree industriali di Sedico e Agordo, mentre entro luglio saranno ripristinate anche le corse dedicate al turismo. La decisione è arrivata ieri dal tavolo provinciale del trasporto pubblico. Sempre da lunedì entrerà in vigore l'orario estivo delle tratte Alano-Montebelluna-Valdobbiadene e Alano-Feltre. Io chiedo veramente pazienza, credetemi, stiamo facendo tutto quello che è nelle nostre possibilità per far stare in piedi questo sistema, un sistema che mi vede anche presente al tavolo regionale quando dovremo cercare di mettere insieme le linee guida, soprattutto per il mondo del lavoro e il mondo della scuola. Dal bellunese al veneziano, perché domani, che è l'8 giugno, scatta proprio definitivamente la fase 3 che interessa proprio il trasporto pubblico, e vediamo allora quali sono le novità. Da lunedì 8 giugno inizia la fase 3 per il trasporto pubblico locale a Venezia, potenziate soprattutto le linee di navigazione di motoscafi e vaporetti. Si tornerà in pratica per le linee di navigazione, secondo l'accordo sottoscritto tra il gruppo AUM, il Comune di Venezia e le organizzazioni sindacali, all'orario invernale a pieno regime, come nella fase pre-coronavirus, senza però i rinforzi estivi che normalmente partivano nel mese di giugno con l'apertura degli stabilimenti balneari. Sebbene in modalità, per così dire, invernale, i servizi torneranno ad essere quelli che erano prima della pandemia di Covid. Questo è fondamentale perché per oltre 3 mesi abbiamo avuto un servizio ridotto in cui i cittadini hanno molto sofferto e hanno dovuto effettuare dei giri incredibili per recarsi al lavoro, per andare ad assistere dei parenti, per qualsiasi esigenza, per cui veramente la pazienza era al limite. Diverse richieste, evidenziate dal presidente della municipalità dell'Ide Pelestrina, Danny Carella, sono state soddisfatte, ma ancora non basta. E ci sono anche dure critiche del presidente della municipalità di Venezia, Giovanni Andrea Martini, prossimo candidato sindaco con una sua lista. È fondamentale che questi servizi vengano tarati in base anche alle esigenze estive che si andranno a palesare nel corso dei giorni e che ci sia sempre un dialogo tra l'azienda di trasporto pubblico locale, tra CTV e i cittadini e le istituzioni. L'obiettivo da raggiungere non sarà semplice. Ci auguriamo quindi in un canale di dialogo sempre aperto e soprattutto nella possibilità di avere interventi rapidi.
A vivere in maniera molto intensa questi periodi di reclusione, definiamoli così, questi mesi di reclusione causa lockdown, causa coronavirus, sono stati soprattutto i bambini che tra l'altro a Vicenza sono stati protagonisti delle premiazioni di un concorso che è stato proprio legato al lockdown, ma vediamo. Appuntamento alla loggia del capitano in Piazza dei Signori. Sono i bimbi, i ragazzini accompagnati da mamma e papà e dai fratellini. Oggi è il loro momento. Sono i 15 vincitori dei 3 concorsi a seconda delle fasce d'età che l'assessorato all'istruzione di Vicenza aveva lanciato in pieno lockdown, volto a far esprimere a disegni, parole e canzoni come loro, i ragazzini, stavano vivendo questo particolare momento. I premi, grazie anche all'intervento economico di IPAB minori, sono computer e tablet, esigenza diventata primaria in tempo di lezioni online. Vittoria. Allora Vittoria, sei contenta? Adesso hai anche un tablet per la scuola. Grazie. C'è chi ha lavorato singolarmente e chi con i fratelli con la supervisione della mamma. Si sono sicuramente divertiti perché li ho stimolati col fatto che sicuramente se facevano qualcosa di bello insieme avevano la possibilità di vincere qualcosa in questo caso. Sono usciti lavori bellissimi, tantissimi. Abbiamo scelto, speriamo, con il massimo dell'obiettività e abbiamo previsto alla fine anche un premio speciale per una bimba piccolissima per premiare anche la famiglia che ha creduto in questa iniziativa. La piccola vincitrice si chiama Anna, è da 8 mesi e mezzo, ma è già creativa. È stato più un gioco, ecco, visto che i fratelli hanno partecipato con la filastrocca, abbiamo detto proviamo anche con Anna, vediamo, e abbiamo scelto un'opera che fosse astrattista, quindi più semplici da realizzare in maniera da trasformare in maniera creativa. Ma come sono stati questi mesi a casa di lezioni online? Lo abbiamo chiesto ad Alessia. È stato molto diverso, però è stato anche bello. Sei riuscita a fare lo stesso le lezioni? Ti è piaciuto farle online? Sì. Meglio che andare a scuola? No. Cosa ti è mancato di più? I compagni e le maestre. E ancora bambini protagonisti con un'iniziativa dal nome simpatico, tiriamo la lingua al coronavirus. C'è stato il Covid, ci sono state le lezioni a distanza, ma il cuore quello non è mancato e sono stati gli oltre 200 ragazzi della terza media dell'Istituto Comprensivo 1 i protagonisti di un addio dopo i 3 anni di scuola media Vittorelli e del plesso scolastico di via General Basso, tutti assieme dopo tanto in un appuntamento ai Giardini Parolini con tanto di magliette in regalo. Un anno insolito che si conclude in maniera insolita grazie all'organizzazione del Comitato dei Genitori Vittorelli che ha saputo utilizzare questo parco per poter fare una manifestazione legata al saluto, al commiato ma anche all'augurio a tutti i ragazzi di terza di poter concludere degnamente questo anno scolastico e questo ciclo di studi. E a breve gli esami in forma anche questi completamente diversi dagli scorsi anni. Si tratta di un colloquio, di una presentazione di un elaborato che verrà discusso dopo il 15 di giugno, ma i ragazzi hanno già presentato i loro materiali e quindi sulla scorta di quello che hanno scelto come tema sicuramente saranno degli esami speciali. Sorrisi, commozione e tanta voglia di ricominciare. È stato un anno molto bello perché oltre ad aver imparato una nuova tecnica di apprendimento abbiamo anche imparato ad usare meglio il computer e le tecnologie nuove. Mi dispiace molto ma devo lasciare, però non è un addio ma è un arrivederci. Si dice che per chi chiude una porta con un'esperienza forte per tutti quest'anno è pronto ad aprirsi un portone verso il futuro e la vita. Un in bocca al lupo davvero a tutti questi ragazzi. E adesso invece andiamo a Venezia perché Venezia si sta preparando concretamente a ripartire in occasione proprio della festa del Redentore che sarà ovviamente realizzata seguendo tutte le misure di sicurezza fondamentali, però i fuochi d'artificio e le barche sul mare ci saranno ugualmente. Saranno i fuochi d'artificio più belli di sempre e ci saranno le barche dei veneziani, addobbate a festa e illuminate come per le migliori occasioni. Lo ha promesso il sindaco Luigi Brugnaro, già al lavoro con il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, il comandante generale della polizia locale Marco Agostini e il comandante al timone della capitaneria di Porto di Venezia ammiraglio Pietro Pellizzari per mettere a punto il protocollo di sicurezza. Ripartire e ripartire il più presto possibile ed è il giorno della festa del Redentore.
Perché la festa del Redentore? Perché proprio si abbina molto in questo momento a quella che deve essere la ripresa che già i veneziani hanno più volte dimostrato. Sabato 18 e domenica 19 luglio, questo è il momento in cui Venezia vorrà dire al mondo intero di essersi pienamente ristabilita. Nel 1575 i veneziani alzarono gli occhi al loro Redentore per essere liberati dalla peste. La prossima sarà invece la festa del ringraziamento dei veneziani sempre al loro Redentore per essersi messi alle spalle il coronavirus. La Repubblica si appellò alle divinità e fece voto di costruire una nuova chiesa, ed è la chiesa del Redentore. Così avvenne, e dal 1577 Venezia ogni anno festeggia il Redentore. Confermata dunque, come spiega il delegato del sindaco alle tradizioni Giovanni Giusto, la notte famosissima, e la domenica il grande pontificare del patriarca Moraglia dalla Basilica del Redentore con la benedizione alla città. Per dare questo forte segnale, per dare questa forte dimostrazione che ne siamo fuori e ci siamo ripresi e dobbiamo sicuramente ripartire. Certo è che la festa del Redentore ha sempre un fascino unico, grandissima l'emozione, e chissà quest'anno davvero avrà un senso e un significato del tutto particolare, come abbiamo appena sentito. C'è una breve pausa, ci troviamo subito dopo. Rieccoci in diretta, tra pochissimo arriveranno il governatore Zaia assieme agli assessori Lanzarin e Bottacin. Vedete ormai la postazione alla sede regionale della Protezione Civile, che ormai tutti quanti conoscete, è sistemata, quindi basta soltanto l'attesa di qualche minuto per l'arrivo del governatore Zaia. Io ne approfitto per ricordare questa sera alle 21:15 il documentario Nel cuore del santo, incentrato proprio sulla Basilica del Santo di Padova. Siamo nel periodo della Tredicina, ci stiamo avvicinando al 13 giugno, la giornata dedicata proprio a Sant'Antonio. Tantissime le manifestazioni che Rete Veneta seguirà in diretta per tutti voi, per portare proprio nelle vostre case questo momento di grandissima fede, di grandissima intensità, e dicevo, in questi giorni si stanno eseguendo tantissimi anche documentari, trasmissioni e quant'altro. Questa sera alle 21:15, ecco, Nel cuore del santo, non perdete questo appuntamento. E intanto, in attesa dell'arrivo di Zaia, come sempre ne approfitto per leggere qualcuno dei vostri messaggi. 340 3218 806 il numero cui potete inviare i vostri messaggi. Allora cominciamo subito con quanto ha scritto una nostra telespettatrice. Una cosa chiedo, abbiamo bisogno di operatori per i centri estivi. I bimbi disabili non hanno la possibilità di partecipare perché manca il personale. Sono giorni che combatto per far andare mia figlia al centro estivo. L'OS fino a luglio non è disponibile. Dove le scrivo io, si chiede questa mamma? In effetti, tra l'altro, non soltanto per i ragazzini disabili, ma anche proprio per tutti quanti i bambini e ragazzini, ricominciano i centri estivi. Per fortuna, purtroppo c'è la mancanza di disponibilità di personale che vada e partecipi a questi centri per seguire i ragazzi. Quindi è una questione che riguarda un po' tutti quanti i bambini e le famiglie che sono interessate. A maggior ragione possiamo immaginare questa mamma che ha la bambina che ha bisogno di essere seguita in maniera particolare. I tamponi a chi lavora nel settore alimentare, supermercati e quant'altro, perché non vengono fatti? Questa è una domanda che ci hanno posto in tanti, soprattutto chi lavora all'interno di un supermercato o di un magazzino alimentare. Molte volte ci hanno detto alcuni telespettatori: noi ci sentiamo abbandonati, proprio parte dagli stessi datori di lavoro, dalle stesse persone che gestiscono negozi e quant'altro, che dovrebbero essere in prima linea per tutelare i loro lavoratori, ma tutelare anche d'altro canto i vari clienti. A volte pare che ci siano delle dimenticanze, chiamiamole così, proprio da parte di chi gestisce questi magazzini, questi negozi che sono appunto addetti soprattutto dedicati all'alimentare. Ancora vorrei fare un appello a tutti i motociclisti: non prendete strade di montagna come se fossero delle piste. Aggiunge questa persona, questo nostro telespettatore, aggiunge le condoglianze a quella famiglia che ha perso un padre e una figlia sulla SP Cadorna di Romano del Zerino, quella tragedia che è successa
proprio lunedì scorso padre e figlia hanno perso la vita, entrambi del Vicentino, hanno perso la vita proprio mentre erano in sella a una motocicletta in uno scontro con un'altra moto. Quindi l'appello che lancia questo nostro telespettatore o telespettatrice, perché non sappiamo, non si è firmato, è rivolto proprio a tutti i motociclisti in generale. Andate piano, seguite al massimo il codice della strada, non prendete davvero come una pista, quindi soprattutto in montagna non andate ad alta velocità. Quindi un appello che sì, purtroppo è legato anche a questa circostanza dolorosissima, però dovrebbe essere la norma, la routine in generale per tutti. Ancora, quando aprono i centri residenziali per disabili, ecco che ci leghiamo allora alla richiesta che aveva fatto la telespettatrice poco fa. Quando possiamo abbracciare i nostri cari? Beh, allora potete andare, perché sappiamo che i centri residenziali, così come le varie case di riposo, hanno iniziato ad aprire alle visite delle persone, dei parenti e quant'altro, ovviamente tutto contingentato, nel senso che rispettare al massimo le misure di sicurezza. Solo una persona al momento alla volta, solo un parente alla volta può andare a trovare il proprio caro nelle case di riposo o nei centri per disabili. Meglio all'esterno, se c'è un giardino meglio ancora all'esterno, si può andare, so che bisogna in tante occasioni, in tanti centri chiedono la prenotazione, chiamiamola così, della visita, basta chiamare, avvertire il giorno e l'ora in cui si pensa di andare a trovare il proprio caro, però si può. Dobbiamo essere pazienti, perché ci sono determinate linee guida da seguire assolutamente per tutelare soprattutto le persone che si trovano nei centri residenziali, sia per anziani che per disabili, che sono le persone più fragili, rispettare tutte le persone che lavorano dentro, ma anche noi stessi. Quindi sappiamo che ci sono limiti di sicurezza da seguire, ma insomma seguendo, portando un po' di pazienza, seguendo tutte le direttive, non c'è nessun problema per andare a trovare i propri cari nei centri residenziali per disabili o per anziani. E ecco, c'è chi invece chiede chiarimenti riguardo all'inizio del prossimo anno scolastico, l'uso di mascherine, protezioni viso. Non sarebbe un po' esagerato mandare i figli a scuola? Eccolo che è arrivato. Allora siamo giusti, no? Domenica oggi. Intanto grazie di essere qui. E un saluto anche a tutti coloro che sono in collegamento. Ma stavo pensando che ho visto Crozza oggi, me l'ha fatto vedere. Tanto non sbaglio le date nelle citazioni. Però posso dire, anche questa è identità veneta, no? Si sente favellare anche in Veneto, quindi grazie a Crozza per aver dedicato un cameo anche al Veneto. Come si dice, no? Per usare una citazione, quello che non strozza ingrassa, no? Però noi non mangiamo i gatti. Allora, totale, non faccio battute, se no. Totale tamponi 745.805. Pensate, ne abbiamo processati, anzi ne hanno processati 16.172 ieri, nelle ultime 24 ore. Il numero di positivi sono 19.183, uno. Quindi capite, su 16.000 se volessimo fare vuoto per pieno, uno. Il che vuol dire, se ci fosse botta C, sono lo 0,1 per 1000, quant'è? Boh, non so. 16.000, l'1,6 per 1000 sarebbero... Quanto? Chi è che fa il conto? Fate il conto. Allora, non fatemelo fare in diretta, se no lo faccio. Se fossero 20.000 e fosse 1, sarebbero 0. Insomma, fate il conto. Isolamento 1020. No, potrei farlo a voce alta, perché poi fa il giro del mondo. Meno 37. Le persone ricoverate in questo momento sono 320, meno 3, dei quali 81 positivi, ragazzi, quindi i positivi sono 81 e guardate che bel numero di terapie intensive,
16, ne abbiamo uno solo di coronavirus. Quindi 81 in ospedale ricoverati più uno in terapia intensiva fa 82 coronavirus. I dimessi sono 3.442 più 3. Il totale dei morti è 1.954 più 5, dei quali morti in ospedale 1.401. I nati sono 76. Allora, intanto saluto delle persone che sono qui, una famiglia di Vicenza con 3 bambini, quindi salutiamo, ecco, sono venuti qui, buongiorno. I leoncini di Vicenza, no? E poi saluto anche la signora Olivieri di Verona, eccola lì, buongiorno. E poi altre persone che sono qui, un'altra signora che ho salutato prima, che mi ha presentato un problema e che vedremo di darle una mano. E un saluto ovviamente l'ho già fatto per tutti. Guardate, oggi, lasciatemelo dire, è una bella giornata perché abbiamo iniziato il mattino con una bella dichiarazione del presidente Mattarella, fra l'altro me la sono anche stampata. Oggi ricorre una data importante, no? Il 7 giugno del 1970, e quindi sono 50 anni oggi giusti, dalla prima elezione delle regionali. Quindi nel 7 giugno del 1970 si votavano i primi amministratori regionali con la costituzione l'istituzione dell'ente regione. Il presidente Mattarella oggi dichiara, virgolette, il principio di autonomia delle regioni e degli enti locali è la fondamenta della costruzione democratica, perché appartiene al campo indivisibile delle libertà e costituisce un regolatore dell'equilibrio costituzionale. La libertà dei territori e l'autonomia delle comunità sono un contributo all'unità nazionale nel quadro di una leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali. Sentite, ci arriva l'autonomia per via DHL qui, cioè arriverà a 100 all'ora. No, io al di là delle battute ringrazio il presidente Mattarella per aver voluto consacrare questa giornata, no? Se ci pensate, qualche anno fa discutavamo di regioni, della possibilità di eliminarle, di Batman, ve le ricordate quelle vicende lì, dei rimborsopoli? Ve lo dico perché il Veneto non ha avuto una minima scalfitura da quelle polemiche. C'era un attacco a 360 gradi e si è cercato fino in fondo di eliminare le regioni. Oggi, a 50 anni dalla loro istituzione, ne viene fuori, alla luce anche, io penso che il Presidente abbia valutato anche quello che è accaduto durante l'emergenza coronavirus, ne viene fuori una solidità di quello che è la logistica istituzionale in questo Paese, dove le regioni non sono un ente inutile, ma sono un ente che ha assunto un'operatività e un livello di conoscenza dei territori e di difesa dei territori che è unico. Ovviamente il Presidente parla di autonomia e leale collaborazione tra le istituzioni come completamento di quello che è appunto ed è interpretato nella Costituzione, e vuole riferirsi al fatto che, vi ricordo che la Costituzione, sia quella del 1948, quella dei Einaudi per capirci, no? Di Calamandrei, dei padri costituenti, era la Costituzione, diciamo, autenticamente federalista, poi lasciamo perdere la gestione centralista che ha avuto questo Paese, ma è anche la Costituzione della modifica del titolo quinto del 2001 che va nella stessa direzione, che addirittura concretizza e solidifica ancora di più questa visione autonomista e federalista dei padri costituenti, addirittura sancendo le 23 materie da delegare alle regioni. Per cui penso che questa sia una bella dichiarazione, spero che qualcuno se la stampi e se la metta nel comodino, visto considerato che c'è ancora qualcuno che non ha capito che l'autonomia non è una sottrazione di potere come la interpretano a Roma alcuni, e quindi c'è qualcuno che gli viene l'orticaria quando gli parli di autonomia, li vedi in faccia, cominciano a cambiare colore, no? A Roma. Ma è bensì una vera assunzione di responsabilità l'autonomia, e le parole del Presidente della Repubblica vanno in questa direzione, no? L'autonomia non viene percepita come un problema ma come un'opportunità.
mi permetto di far sintesi e interpretare le parole del Capo dello Stato. Quindi ringrazio il Capo dello Stato per le belle dichiarazioni a sostegno delle regioni e a sostegno dell'autonomia, che è uno dei valori costituzionali. E a tutti gli altri gli consiglio di stamparsi questa dichiarazione e quando vedranno le carte del Veneto si leggano sempre prima queste dichiarazioni del Capo dello Stato. E per quanto riguarda, ve lo volevo dire così in apertura, per quanto riguarda il coronavirus, noi abbiamo degli incontri importanti per questa emergenza. Io ce n'ho uno domani alle 16 per parlare di fiere, o meglio non per parlare di fiere, faremo un incontro con il Ministro Gualtieri alle 16. Voi sapete che il sottoscritto assieme a Stefano Bonaccini e Attilio Fontana ha scritto già un paio di volte al governo per il sistema fieristico. Voi capite che i grandi assembramenti non escludono gli appuntamenti fieristici, sapete che a livello nazionale e internazionale, prima mi ha scritto Claudio Feltrin di Federlegno, a livello nazionale e internazionale la fiera rappresenta ancora la via principale per presentare le produzioni e per fare contratti, e proprio per questo motivo domani discuteremo, visto considerato che il sistema fieristico per noi è una realtà irrinunciabile. Considerate che la nostra fiera di Verona, piuttosto che le altre fiere presenti nel Veneto, perché abbiamo più realtà fieristiche, abbiamo Vicenza, abbiamo il Padovano, e insomma tutte le realtà fieristiche sono letteralmente messe in ginocchio a livello di bilanci. Considerate che Verona ha perso tutti gli eventi clou, e se dovesse essere messo anche in discussione Fieracavalli e le fiere dell'autunno, vuol dire chiudere un bilancio in maniera disastrosa. Avremo poi una conferenza delle regioni martedì alle 13, vi do un po' il cronoprogramma della prossima settimana, importante perché nel frattempo l'assessore Lanzarin chiuderà i tavoli a livello nazionale con i colleghi per le ultime linee guida che ci mancano, e sono linee guida importanti perché voi capite che stiamo lavorando per il tema degli spettacoli, stiamo lavorando sul fronte delle sale gioco, sul fronte delle discoteche e dopo che altri... la congressistica, le cerimonie, i matrimoni, i grandi eventi, insomma campi scout e altre partite. Quindi si sta profilando la redazione di un'ordinanza per dare sblocco a tutte queste attività. Ho visto qualcuno che si è agitato perché ho dichiarato che la mascherina non la getteremo. Non è che io mi diverto a dire queste robe, devo dirvi qual è la verità. Io so che è più simpatico il medico che ti dà una paga sulle spalle e dire ma sì, va a casa, non è niente. Io sono dalla parte di quelli che dicono è meglio che facciamo una risonanza, una gastroscopia, cioè è bene sempre guardare in faccia la realtà. La realtà oggi ci dice che il contagio sta scendendo vorticosamente, la realtà ci dice che i veneti sono stati bravissimi, ma non lo dico perché va bene far complimenti, ve lo dico perché vi faccio vedere la curva del modello e quindi la curva reale, scusate, la gaussiana reale dei contagi, e vedete che durante il lockdown fa così, cioè vuol dire che l'isolamento, anche qui qualcuno dice ma tu hai messo in isolamento i veneti, no, io ho messo in isolamento il virus. Se ci pensate il lockdown è per isolare il virus, per fare in modo che non trovi più nessuno in giro, non per isolare i veneti. È ovvio che i veneti hanno sofferto in questi mesi, lo stanno soffrendo anche le attività produttive. Questa mattina abbiamo avuto un incontro in videoconferenza, peraltro con l'assessore Canere e l'assessore Donazzan, per parlare appunto del comparto turistico. È un comparto che sta soffrendo, pensate, vi ricordo che abbiamo già perso d'ufficio 65.000 posti, 35.000 di questi posti di lavoro sono del comparto turistico. Adesso stiamo tentando di intervenire in maniera importante con un progetto di promozione pesante che verremo a presentare questa settimana, ma stiamo pensando anche all'occupazione. Guardate, gli elementi per il turismo sono due: portare turisti e garantire l'occupazione. Cioè queste sono delle sfide. Ovvio che se riusciamo a riempire con i turisti, per questo sto continuamente dicendo aprite queste frontiere, abbiamo già risolto metà del problema, perché comunque sì, abbiamo perso
qualche fine settimana di maggio forse, abbiamo perso giugno, però almeno recuperiamo luglio e agosto e magari facciamo anche settembre, magari non si va neanche più a votare, possiamo fare all'infinito e andremo avanti a fare vacanze in questo paese all'infinito, visto che non si va più a votare. E lunedì, fra l'altro, vi ricordo che dovrebbe iniziare la discussione del decreto per le elezioni, per cui anche lì, al di là delle battute, staremo a vedere cosa accadrà. Ultima roba, coronavirus, e c'entra, è la partita di Treviso. Allora, vi faccio consegnare, dopo ve le dà, dammene una per favore, Alberto Reggiani vi darà poi la lettera che l'Avvocatura regionale ha mandato come controdeduzioni, perché per onestà io devo dirvi alcune cose, per onestà, per informazione, non è che c'è qualcosa di nascosto. Qui siamo davanti a una proposta di impugnativa della legge regionale che istituisce il corso di laurea di medicina e chirurgia a Treviso, proposta di impugnativa che viene dal Ministero dell'Economia e dal Ministero della Salute. È cavillosa la roba. In sostanza voglio ricordare che stiamo parlando di un corso di laurea che non è che ci siamo inventati perché dobbiamo andare a votare, come dice qualche ben pensante, pochi però, perché ormai ce ne sono rimasti pochi presi male così in giro, ma è il coronamento di un percorso che dura da anni. A Treviso sono attivati i primi anni di corso di laurea, vorrei ricordare, si studia a Treviso. A Treviso abbiamo 8 reparti clinicizzati, vuol dire che abbiamo gli studenti universitari e abbiamo gli specializzandi che si specializzano e fanno la parte, diciamo, pratica in quei reparti. Abbiamo nelle 8 reparti clinicizzati, abbiamo dei professori universitari che dirigono i reparti. Avete visto ad esempio che la professoressa Dadalt, che è stata primario del reparto clinicizzato di Treviso della pediatria, è diventata il direttore della pediatria e quindi massimo responsabile della pediatria all'Università di Padova. Adesso è colei che governa tutta la pediatria, lei è un'esperta di emergenza, urgenza, tanto è vero che a Treviso hanno attivato il primo fast track per i bimbi, no? L'ingresso veloce bypassando pronto soccorso. Facciamo le congratulazioni alla professoressa Dadalt, ma è la dimostrazione di questa osmosi, no, che c'è tra il territorio e l'università. Abbiamo deciso assieme all'Università di Padova di attivare tutto il corso, sono i 5 anni di corso, 6 anni scusate di corso, 60 posti, mi ricorda l'assessore Lanzarì. Abbiamo deciso di fare tutto questo, ha votato il Senato accademico, abbiamo votato noi, siamo andati a fare una legge, partiamo con i corsi, a prescindere da quello che succeda, vi dichiaro che i ragazzi si iscrivano perché noi andiamo avanti. Ci contestano di aver prelevato 6 milioni di euro del costo annuale dal Fondo Sanitario Regionale, che è un fondo, udite udite, di 9 miliardi e 600 milioni di euro. 9 miliardi e 600 milioni di euro. Noi da quei 600 milioni di euro, lasciamo perdere di 9 miliardi, abbiamo preso 6 milioni. Cioè gliene abbiamo lasciati ancora 594 milioni. Cioè capite che è un'assurdità. Allora, siccome io penso che si possa trovare una soluzione, che l'impugnativa deve essere depositata entro il 16, vi annuncio che ho parlato col ministro Boccia, che fa solo, diciamo, in questo caso da rapporti con la Regione. C'è stata già un'interlocuzione con la Regione e si è concretizzata con questa controdeduzione che vi do oggi. Ho parlato col Ministro Speranza e vi dico anche che ieri pomeriggio ho parlato col Ministro Gualtieri. Anche lui si è impegnato di vedere questo dossier, che io a questo punto definisco incagliato forse per l'eccesso di zelo di qualche burocrate, che prima o poi capiremo anche chi ha avuto queste belle idee, e quindi andiamo avanti per questa direzione. Io spero si risolva, ormai è diventata bipartisan, no? Si dice bipartisan, bipartisan, no? Bipartisan sta roba, cioè va da destra a sinistra, non è che c'è chi ha capito tutto e fa l'università e chi è all'opposizione che dice che è giusto chiuderla. Penso che sia ormai evidente che da destra a sinistra tutti vogliamo l'università, soprattutto dopo quello che è accaduto. A questo punto confido nel buon senso
da parte dei miei interlocutori a livello nazionale. Se così non sarà, ma veramente io spero che sia invece che si chiuda prima dell'impugnativa, noi andremo avanti alla Corte Costituzionale, ma faremo i fuochi d'artificio su sta roba, come abbiamo fatto con l'autonomia. Ieri un giornalista mi ha detto, ma che fine fate poi? Guardate, con l'autonomia siamo andati per sbaglio in Corte Costituzionale, siamo tornati a casa con un referendum, e quindi questa rischia di diventare la goccia che fa traboccare il vaso. Invito caldamente a trovare una soluzione, noi ce l'abbiamo, che è quella di buttare via il ricorso. Prego. Parola ai giornalisti, allora comincia Filippo Tosato. Ecco, buongiorno Presidente. Ciao Filippo. Ma proprio su questo tema del corso delle aule di medicina a Treviso, no? Io mi sono dato un'occhiata al ricorso, insomma, alla proposta di impugnativa, eccetera. Lei mi correggerà se sbaglio, può darsi che non abbia capito. Ma in sostanza, secondo il governo, non è legittimo prelevare questi soldi dal fondo sanitario. Sì, è quello che ho detto io. Ecco, cioè la Regione può finanziare questa attività prelevandola da un altro capitolo. E poi c'è anche un accenno, mi pare, alla assenza di una programmazione. Sì, di un via libera alla programmazione per le 60 iscrizioni. Francamente sembrerebbero ostacoli di poco conto, cioè la Regione non mette in preventivo, non contempla la possibilità di fare una variazione a questo punto? No, perché Roma ha già deciso fin troppo di quello che dobbiamo fare noi, no? nel tempo. Allora, il fondo sanitario regionale, che ci permette di erogare la salute e quindi il servizio sanitario a 5 milioni di veneti, su 68 ospedali, con 54.000 dipendenti, 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno e 2 milioni di accessi a pronto soccorso, questa è la storia di un anno di sanità, è destinato per legge alla salute. Se qualcuno riesce a dimostrarmi in Corte Costituzionale che finanziare con 6 milioni di euro dei 9 miliardi e 6 la formazione di medici che non vanno a fare gli architetti, non vanno a fare tutte le robe che i giocatori di calcio piuttosto che altre attività, ma vanno a curare i cittadini. Peraltro posso dire, non vorrei che qualcuno pensasse che sono trevigiani questi candidati, sono cittadini del mondo, cioè la formazione è aperta a tutti, 60 cittadini del mondo, che siano di Treviso, che siano di Roma, che siano del Nord Africa, dell'America, noi non ce ne frega niente, sono 60 cittadini che diventeranno medici e che possibilmente io spero restino in Veneto a lavorare. Quindi io non lo ritrovo incompatibile. Siccome questa è una teoria dei tecnici, meno della politica, quella di dire che è incompatibile, adesso andiamo al vedo. Voglio proprio vedere le memorie firmate. Adda Lanzan, prego. Presidente, buongiorno, mi ricordo. Scusami Adda, dico anche una roba, che se si vuole andare in Corte Costituzionale noi ci andiamo, ricordo che al nostro fianco c'è l'università, abbiamo condiviso questa sfida non della Corte Costituzionale di fare questo corso, scusami Alda, con il professor Rizzuto, che è il magnifico rettore, e con il professor Merigliano, che è il presidente della scuola di medicina. Però sai, se arrivassimo a una sentenza potrebbe essere epocale, il che vuol dire che se portiamo a casa la ragione vuol dire che il fondo sanitario verrebbe gestito da tutta Italia in maniera diversa dopo. E non ho neanche la certezza che qualcuno non lo gestisca già in maniera diversa. E se capita questo, è ovvio che lo portiamo come documentazione in tribunale, perché noi sì, no e gli altri sì. Non te lo so dire, guarda, non è una minaccia, ma andremo a ravanare su tutti i bilanci finché troviamo qualcosa, vedrai che qualcosa la troviamo sempre. Allora. Scusami. Prego.
Lei diceva però questi sono soldi nostri, cioè soldi del Fondo Sanitario Regionale che noi spendiamo per la sanità, però quando ha esemplificato dicendo questi non sono cittadini del mondo, sono cittadini del mondo non trevigiani, cioè del mondo, che vengono qui per fare i medici, noi li paghiamo con i soldi per la salute, per la sanità del Veneto, dei veneti, e poi magari questi vanno a lavorare, che ne so, in Australia. Ha pensato a questa cosa? Questo è un rischio concreto, ma così accade anche per le borse di studio che finanziamo. Noi finanziamo le borse di studio, è altro problema, no? Quando si parlava della regionalizzazione, ma non pongo neanche una questione di regionalizzazione. Dico che comunque è un arricchimento ulteriore di quello che è il sistema sanitario del Veneto, perché pensate solo che salto di qualità ulteriore fa questa regione a livello diciamo di sanità, sapendo che ha una casa madre che è Padova, che non si discute, e in più ha una gemmazione di un corso di laurea. Fra l'altro io non ve l'ho mai detto, in un contesto nel quale c'è già l'università e fra 8-10 mesi avrà un ospedale nuovo da 250 milioni di euro con 1000 posti letto nuovi ad alta specializzazione, quindi c'è già una sorta di ospedale universitario in arrivo. Ma guardate, è risolvibile il problema. Io ho parlato con i ministri, oggettivamente non ho trovato un terreno. E cosa gli hanno detto, scusi, visto che ha parlato con voi? Allora, i ministri mi hanno espresso oggettivamente tutti disponibilità a prendere in mano il dossier. Io ho sempre più l'impressione che queste siano attività di minima che vengono fuori dagli uffici, poi ognuno deve, come si dice, ognuno deve gestire la propria area, cioè il proprio orticello, no? Che non è di interessi personali, è quello di far vedere, perché sì, c'è la politica, sono i ministri, c'è il Presidente della Regione, però adesso vi faccio vedere io come si imputano le spese. Andiamo a vederlo, vediamo. Ok, ci sono altri colleghi prenotati, prego. Buongiorno Presidente, io tornerei, visto che si parlava prima di turismo e quindi di riportare i turismi in Veneto, su quella che è la situazione dell'aeroporto di Treviso, perché il gruppo Savi ha fatto sapere, e la società naturalmente che gestisce gli aeroporti di Venezia e Treviso, che Treviso, il Canova, rimarrà chiuso fino a ottobre. Tra l'altro proprio mercoledì c'è un incontro tra l'azienda e i sindacati, però la preoccupazione è grossa anche per tutto l'indotto che gira attorno a quell'aeroporto. La Regione sta seguendo questa crisi? Lei ha parlato con Marchi? No, guardi, allora, la Regione segue tutto con apprensione. Ho letto gli articoli, c'è l'assessore De Berti che si occupa in particolar modo di questi temi, e vi dico che la soluzione a questo problema è una sola: riaprire tutto, fare in modo che tornino i turisti, che torni il traffico aereo, si torna alla normalità. C'è l'aeroporto di Treviso, ci sono gli alberghi chiusi a Bibione, a Caorle, a Eraclea, insomma Jesolo, insomma abbiamo molte strutture che sono ancora chiuse, ma vi parlo del lago di Garda, vi parlo delle Dolomiti, insomma bisogna tornare ad avere i turisti di prima. Non ho altro da aggiungere. Prego collega. Buongiorno a tutti, io volevo fare una domanda su stampo puramente politico. Dato le dichiarazioni di Mattarella di oggi, il modello di Stato italiano che lei auspica è una repubblica di stampo federale presidenziale? Ma guardate, cosa è successo? No, dicevo, io non è che auspico, io dico che si applichino i dettami dei padri costituenti e si applichi quello che è scritto in Costituzione. La Costituzione è pensata per uno Stato federalista, uno Stato dove la responsabilità viene distribuita e ripartita nei territori e dove il cittadino sa di trovare davanti a sé un interlocutore che non dice non è mia competenza, ma sa che è un interlocutore che ha, diciamo, piene competenze per rispondere. Per quanto riguarda l'aspetto, scusa, mi avevi chiesto Insomma, il suo modello di Stato è quello di una repubblica presidenziale. Ma questo non è un tema che ci affronterei oggi, nel senso che poi tutti noi cittadini vorremmo votarci tutti i nostri rappresentanti, no? Il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, chi è che non vorrebbe questo? I propri esponenti politici che vanno in Parlamento, lo sapete, ho sempre detto che faccio parte di quelli che credono nella preferenza, no? Di star lì a scrivere ancora il nome come una volta. Per oggi non ci aggiungerei questo argomento, oggi è la giornata dell'autonomia e delle regioni. Posso farle un'altra domanda? Sembra che il Premier Conte voglia candidarsi per il posto in Senato vacante e
magari fondare un partito. Qual è la sua opinione in merito? Non so, ma è posto vacante di chi? Perché c'è stato un senatore del Movimento 5 Stelle che è venuto a mancare e quindi entro ottobre bisogna rimpiazzarlo, e Conte sta pensando insomma di potersi candidare per Ma essere... è vera sta roba? Sì, l'ho letta nei giornali. No, sì, certo, del collegio sì, ma che lui si vuole candidare, non lo sapevo. Questo l'ho letto nei giornali. No, so, mi sembra, non lo so, non dichiaro nulla, cioè, detta così mi sembra, se uno che ha una carica come questa cerca di entrare in Parlamento, vuol dire che non è sicuro di continuare a mantenere la carica, cioè, ma la prima roba ma non so neanche se è vera, cioè, quindi non commento assolutamente. Grazie. È come se io potessi non fossi carica elettiva e cercassi di diventare consigliere, perché se tornassimo alla legge vecchia il Presidente veniva eletto dai consiglieri. Non lo so. Ci sono altri colleghi prenotati, prego. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Senta, tornando invece al coronavirus e alla nostra mission qui in questo momento, ci sono parecchie notizie positive, le abbiamo viste insieme, non occorre ricordarle, i contagi, che c'è la curva, le terapie intensive, la cura al plasma, non ce la dimentichiamo, certo, perché stiamo facendo anche la raccolta, e il virus, come ci ha detto l'altro giorno il professore, che ha comunque perso una sua intensità, una sua carica, eccetera. Le nuove positività sono sotto controllo, curabilissime, asintomatiche, eccetera, eccetera. Abbiamo tutta questa serie di notizie positive. Quella cattiva, al di là del concetto mascherina sì, mascherina no, è questo terrorismo continuo, che ogni volta che c'è una notizia buona ce n'è sempre, viene fuori una cattiva, per tenere sotto pressione le persone. Ora, la domanda è un po' così sciocca, quella che si fanno però un po' tutti: a chi giova? Mi sono perso. No, ho capito tutta la premessa, ma non ho capito la domanda. Sì, per la domanda voleva già essere quasi una risposta. Ah, cioè, vabbè. Cioè, diciamo che poi ci lamentiamo delle teorie fantasiose che vengono fuori, sì, ma effettivamente, a parte l'outing oggi di addirittura della virologa Capua, che dice non sono più un virologo perché sono tanti anni che non sto in un laboratorio, però abbiamo sentito teorie di tutti i tipi, di questo nuovo, allora la curva, diciamo, epidemiologica andava a ribasso, avevamo delle teorie molto anche diciamo corredate da dati, che ci sarebbe stato un nuovo picco a maggio, poi è stato spostato a giugno, poi è stato spostato al 15 di giugno, poi è stato spostato forse a settembre-ottobre. Cioè c'è sempre questa specie di spada di Damocle che abbiamo sulla testa, chiaro. E che non ci aiuta, cioè in tutte le cose che stiamo parlando oggi. Allora, siamo davanti a un processo naturale della natura, quindi sono come le previsioni del tempo, tu puoi averle precisissime, però ieri davano pioggia e al mare invece si sono fatti una giornata senza acqua. E quindi sono come le previsioni meteo, dopodiché c'è ricerca scientifica di mezzo, non siamo più lì a guardare i fondi del caffè con gli auruspici, no? come che funzionava una volta, o guardare il volo degli uccelli e fare le interpretazioni per il futuro, ma abbiamo delle modalità migliori, che sono quelle di scienziati che studiano. Io allora di contraddizioni ne abbiamo viste tante in questa vicenda. Allora, del famoso picco di maggio-giugno non ho memoria, dico che fino ad oggi il nostro modello matematico ha funzionato. C'è un grande punto di domanda, l'ho detto al professor Navalesi l'altro giorno, ho detto sarebbe un folle chi dice ad autunno arriverà il contagio. A autunno è probabile che arrivi il contagio, probabilmente non arriva, magari sarà la stagione più bella della nostra storia che non avrà neanche l'influenza, potrebbe anche accadere questo. Io sono positivo, vi dico che la spagnola è arrivata nel 18 e se n'è andata nel 19, è vero che ha avuto un ritorno di fiamma nell'invernata 19, però come è arrivata è andata via. Avevano tutte le mascherine e poi via. Ai cittadini chiedo di avere fiducia nel loro sistema sanitario regionale del Veneto che funziona. Ci stiamo attrezzando, spero che ci sia una movimentazione che poi diventi inutile,
che è quello che più ambirei, perché rifarsi assieme ai miei assessori tutta l'attività che abbiamo fatto in questi 105 giorni, anche no, per il prossimo autunno, dopodiché staremo a vedere. Avete sentito il professor Navalesi ha detto siamo partiti con l'idea della polmonite e ci siamo ritrovati il tema dei trombi multiorgano. Questo è un virus che la verità oggi qual è? Che se molti di quelli che hanno parlato stavano zitti era meglio, perché oggi il consuntivo di coronavirus è diametralmente opposto al preventivo di coronavirus. È quello che mi fa arrabbiare, no? Mi domando, ma quelli che studiavano Wuhan, i nostri italiani che studiavano Wuhan, cosa che hai studiato? Che quando è arrivato il virus avevano tutte le istruzioni di un'altra roba in mano. Oggi chi ha studiato il Veneto sa benissimo che storia è il coronavirus del Veneto. Grazie. Peraltro, non so se si è scritto, voi sapete che l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha sequenziato il virus? È stato sequenziato il virus, e quindi se volete anche informazioni più profonde, più precise, potete contattare, magari li invitiamo qui un giorno, l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, vi parla della sequenziazione e vi parla di quello che hanno capito, perché anche il tema mutazioni. Vi ricordate che sembrava quasi essere eretici dire il virus ha mutato? Io mi sono preso anche un po' di insulti perché potrebbe essere mutato. Adesso è normale parlare di mutazioni. Quando il 3 febbraio del 2020, cioè 3 febbraio, dissi bisogna istituire la quarantena, ovvero l'isolamento fiduciario dei bimbi che venivano in età scolastica dalle zone infette della Cina, non da tutta la Cina. Mi prese da razzista. Oggi se vi dico che quel bimbo è in quarantena a casa, neanche isolamento, è in quarantena a casa, c'è qualcuno che ha qualcosa da dire. È normale mettersi in quarantena. Capite che il mondo è cambiato repentinamente, ma anche le teste di molte persone sono cambiate, fortunatamente. Ci sono altri colleghi che avevano chiesto di intervenire. Filippo Cosato. Sì, io volevo farle una domanda sull'autonomia, ma prima mi ha suggerito una... Lei è ancora convinto della natura artificiale? Sì. Ma se senza titoli o altri domande? No, ma sarei curioso di saperlo. Sì, grazie. Ma guarda, io non ho innanzitutto espresso considerazioni perché non mi competono. E vi ricordo che quel giorno mi è stato chiesto, secondo lei, perché il virus sembra depotenziato, no? Perde virulenza, definiamola così, che fosse il termine più appropriato. Lo vediamo nei contagi, no? C'è, ma non è così forte come prima. E io vi ho detto, potrebbe essere perché è un coronavirus e con la bella stagione se ne va. È un coronavirus e potrebbe avere il problema delle temperature, c'è anche questa ipotesi. Vi ricordo che una delle indicazioni terapeutiche iniziali a febbraio era quella di tenere le sale di cura sopra i 27 gradi centigradi, c'era anche questa teoria. 3, se ne va come è arrivato. 4, vi ho detto, c'è anche una teoria, e uno dei più grandi esponenti è Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina del 2008, lo scopritore del virus dell'AIDS, colui che sequenziò il virus dell'AIDS, che disse, guardate, io ho fatto la sequenziazione del coronavirus del pipistrello, ci ho trovato dentro una microsequenza dell'AIDS, probabile che qualcuno avesse lavorato in laboratorio, punto. A me dà fastidio che l'ipocrisia in pancia a qualcuno porti addirittura a far partire una sollevazione, cioè voi lo avete capito o no che in laboratorio si lavora con i virus? Non c'è nulla di trascendentale. Lo sapete che nel 2014 la comunità scientifica ha fatto una lista di virus sui quali non si deve più lavorare, e invece dal 2014 ad esempio sul coronavirus si può ancora lavorare. Lo ha capito chi non lo vuole capire, che comunque la lavorazione di laboratorio serve per produrre vaccini, farmaci e quant'altro. Cioè non è che basta guardare Frankenstein Junior e pensare che sia solo sta roba qua. Io mi fermo qua, poi non ve lo so, io non so qual è il motivo. Vedo che c'è un sacco di dibattito e staremo a vedere, alla fine questo dibattito finirà. Ho visto una dichiarazione l'altro giorno dell'OMS che comincia a mettere i puntini sulle i su alcuni aspetti. Staremo a vedere. Però che si dipinga Montagnier come uno squinternato lo trovo poco rispettoso. Io ho visto l'intervista, non mi sembra l'intervista di uno che non c'è l'intervista di uno che ha parlato scientificamente. Poi magari si può sbagliare.
comunque ammetterà che la battuta di Crozza a riguardo è stata divertente. Quella del se Salvini perde forza allora è artificiale. Ma però se adesso la sta riacquisendo, perché stiamo tornando su quei sondaggi, quindi non è artificiale. È naturale. No, ecco, mi perdoni così la battuta. No, certo. No, invece sull'autonomia è un discorso forse più, anzi senz'altro più. Allora, io ho un po' questa impressione che lei ha anche detto, in questa vicenda dell'emergenza le regioni hanno, e in particolare il Veneto, insomma, lei ha detto, credo che Mattarella abbia pronunciato queste parole anche alla luce dell'impegno, delle performance delle regioni nell'emergenza. Sì. Però io ho come un'impressione, lei in questo caso ha titolo per parlare perché il Veneto, nell'opinione generale, è uscito brillantemente da questa, è uscito bene da questa vicenda emergenziale, il sistema sanitario ha retto bene e ha prodotto dei risultati. Tuttavia, non si può dire lo stesso di tutte le regioni italiane. Si potrebbe dire che il Veneto l'autonomia se l'è guadagnata sul campo, ma non mi sentirei di dire la stessa cosa per altre regioni. Ci sono regioni che hanno riunito i consigli regionali per 3 minuti per votarsi un aumento di stipendio. Ci sono regioni che sono ancora impantanate nel contrasto ai contagi, non riescono a venirne fuori. Cioè non ha l'impressione che l'autonomia, come dire, mette in risalto certamente le potenzialità e le risorse, ma anche i punti deboli, anche le fragilità. Sì, ma guarda, direi innanzitutto che le regioni hanno affrontato con piglio e anche con vigore questa partita. Voi immaginate, ma guardate, non sto criticando il governo, parlo in generale, qualsiasi governo, la gestione del coronavirus da un governo centrale sarebbe stata un disastro, a prescindere, perché comunque il governo del territorio è fondamentale e da Roma non riesce a farlo. Voi immaginate un'ossatura, un'architettura a piramide con base molto stretta del governo della sanità, che potete mutuare con molti altri comparti che sono gestiti così, capite che l'impulso arriva con molta più lentezza sul territorio, no? Considerate che qui durante il coronavirus si prendevano decisioni e dovevi rispondere ancora prima che finisse la domanda che ti facevano. Cioè, a livello nazionale i tempi si dilatano, quindi la sola riduzione delle catene decisionali è comunque una garanzia. Dopodiché vi ricordo che stiamo parlando dell'articolo 116, il comma 3 del 116, il 117, il 118 e successivi, che la definiscono l'autonomia differenziata, cioè vuol dire che ci sono, che come vi ho sempre detto io, un abito sartoriale e ad ognuno, come diceva Einaudi, dovremmo dare l'autonomia che si spetta, diceva Einaudi nel 48, ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. Quindi io non ci vedo un problema perché chi ha più performance, chi ne ha di meno. Se fossi la collega Santelli della Calabria, chiederei l'autonomia, perché il centralismo l'ha provato tutto la Calabria, non mi sembra che abbia risolto i problemi. Almeno mi gioco l'ultima carta, che è quella della responsabilità, e così parlo per il collega De Luca in Campania, e così per tutti gli altri che comunque vogliono essere i governatori del territorio. Non lo dico per il Veneto perché è scontato che dobbiamo avere l'autonomia. Ok, Alda Vanzan. Presidente, sarò sintetica, ma ho 4 domande flash da farle. La prima è questa: lei ha tracciato un po' il calendario della settimana entrante e gli appuntamenti che la aspettano. Mi chiedo perché dovete fare la conferenza delle regioni e parlare, diceva che ci sarà al tavolo, sarà definito il discorso di linee guida cinema, spettacoli eccetera, però state andando in ordine sparso. L'Emilia Romagna ha firmato ieri l'ordinanza su cinema, teatri, ma a valere dal 15? Sì, esatto, a valore dal 15 e dall'8 per quanto riguarda le prove senza pubblico. Sì, ma noi questo lo sappiamo. E anche altri colleghi hanno fatto questa scelta. Prego. Sì, però noi la facciamo operativa, cioè nel senso che noi se ti ricordi l'ultima ordinanza ha detto potevamo mettere dentro anche altre robe a valere dal,
però l'abbiamo voluta portare fino all'ultimo nella speranza, ve lo dico, che si modifichino meglio le linee guida, che ci dia più operatività. Quindi saremo anche noi dal 15, probabilmente con linee guida diverse? Cioè comuni? No, linee guida comuni, ma a questo punto se c'è un'evoluzione delle linee guida noi ne approviamo solo un pacchetto di linee guida e chiusa lì. Vabbè. Seconda domanda, Presidente, degli appuntamenti di cui ha parlato, diceva appunto le fiere, parleremo con il Ministro Gualtieri, eccetera. Le risulta che le associazioni di categoria si siano un po' risentite in merito alla dichiarazione fatta in questa sala dal suo assessore De Berti sul trasporto privato, cioè gli NCC, che sono venuti qui la scorsa settimana dicendo nessuno ci rappresenta? Pare che le associazioni di categoria sostengano invece di rappresentarli, di rappresentare queste categorie. A lei risulta questo malessere? Ma guardi, allora guarda Alda, intanto sono rappresentate le associazioni. Io ho parlato anche con l'assessore De Berti, abbiamo ricevuto una lettera dal Confartigianato e ne ho parlato anche con il Presidente Bonomo. Nella totale cordialità, penso che ci sia stato un misunderstanding e deve essere assolutamente chiarito. Noi abbiamo avuto istanze dalle associazioni di categoria per taxi, NCC, quindi noleggio con conducente, e autobus privati. È una delle emergenze. L'assessore De Berti, nella sua esposizione, intendeva dire che siccome ai trasporti non c'è ascolto, di tentare la linea dello sviluppo economico. Allora, la testa al toro la tagliamo facendo una lettera a mia firma e scrivo ai due ministri, sia a Patuanelli che alla De Micheli, per questo tema, e che non è un tema irrilevante. Noi parliamo di turismo, ma ci dimentichiamo che taxi, NCC e Pullman sono fermi. Quindi assolutamente, no. Cosa chiederà, scusi, i due ministri? Allora? Chiedo quell'intervento che a tutt'oggi non c'è stato, ma sul fatto che siano ascoltati, che loro si facciano sentire, non c'è dubbio. Le associazioni di categoria, in particolar modo Confartigianato, ripeto, Bonomo, me l'ha anche segnalata sta roba, hanno assolutamente ragione. C'è una lista di incontri che si sono fatti di segnalazioni agli atti, per cui assolutamente c'è stato rapporto e loro hanno segnalato. Terza domanda, Presidente, riguarda i tamponi che stanno crescendo, nel senso che ne state facendo sempre di più. Siamo fermi ai cerchi concentrici, cioè sanità, casa di riposo, forze di polizia? Sintomatici. Contatti stretti di sintomatici, le solite attività, cioè il piano di sanità pubblica. Non li avete allargati, al cassiere dei supermercati? No. Perfetto. L'ultima domanda invece, Presidente, riguarda non il coronavirus, ma quasi, cioè un po' anche di striscio. Ieri c'è stata la presentazione della coalizione che sosterrà Arturo Lorenzoni, professore universitario, candidato del centro-sinistra. Una forza politica che sostiene questa coalizione, le leggo testuale, ha sostenuto che lei, Presidente, ha sfruttato il periodo del coronavirus per farsi campagna elettorale ogni giorno a mezzogiorno e mezzo, strumentalizzando chi ha sofferto, strumentalizzando il personale sanitario, raccontando come giocare a biglie con i cugini di terzo grado. Cosa risponde? Che penso che per garantire la par condicio non rispondo, così lascio la riga dell'articolo a loro disposizione. Cioè lascio una riga bianca e quindi la mettete una dichiarazione aggiuntiva a loro, così. Beh, lei non vuole polemizzare con i contendenti, i competitor? Penso che si commenti da sé una dichiarazione del genere. Cioè vorrei ricordare che però non è la risposta, ma è la doverosa risposta alla giornalista, ma fuori dall'articolo. Vorrei ricordare che questo punto stampa nasce assolutamente in maniera ragionata, pensando che davanti a un mostro che stava arrivando, che diffondeva inquietudine, ci volesse una persona che parlasse i veneti. Qualcuno può dire, ma la si poteva gestire con i tecnici? No, perché sarebbe stato un via vai di tecnici e poi abbiamo visto a livello nazionale cosa è accaduto con gli scienziati. A questo punto, anche perché c'era un'ipotesi, no? È quella che io dico sempre quando ci sono le tragedie, le catastrofi. Se va bene è merito di tutti, se va male è colpa di chi? Mia. Secondo voi, se fosse andata male, qualcuno veniva a dirvi Zaia ha cavalcato il coronavirus? Perché quando il gioco si fa duro bisogna scendere in campo, così funziona.
C'era un collega, il collega prenotato. Sì, prego. no. Beh, innanzitutto devo dire che mi ha scritto un mio amico ingegnere di Venezia, dice un contatto su 16.000 è lo 0,06 per 1000. Vedi, non ci tornavano zero. Grazie. La fortuna di avere una calcolatrice. Promosso in matematica. Non io, lui. La fortuna... Beh sì, guarda, io volevo fare il ragionamento, perché se 1 su 1000 è l'1 per 1000, 1 su 10.000 è lo 0,1, 1 su 16.000 è meno dello 0,01, meno dello 0,1 è 0,06. Però se facevo il conto prima, dopo facevo il giro del mondo sta roba. Io volevo tornare nuovamente sull'autonomia, sulle parole anche del Presidente della Repubblica Mattarella, a cui lei ha dato una lettura anche legata alla gestione dell'emergenza coronavirus. Dalla fine di febbraio, da quando si è attivata l'unità di crisi, e qui comunque c'è una linea diretta pressoché costante col governo, lei ha avuto l'impressione di un cambio di passo nel rapporto Stato-Regioni, anche magari al di là di quelli che sono i colloqui informali che ci sono tra Venezia e Roma? Cioè cambio di passo rispetto a cosa, scusami? Di una delega, di un rapporto più collaborativo in cui comunque si è, se non alla pari. Ma da quando? Dalla fine di febbraio, da come si sta affrontando con le continue videoconferenze tra le Ma regioni. guarda, noi abbiamo garantito la totale massima collaborazione e rapporto istituzionale, di correttezza istituzionale con il governo. Questo io l'ho sempre fatto, l'ho sempre detto. Dopodiché è ovvio che si può trovare da dire su alcune scelte, però voglio anche ricordare che le regioni hanno votato tutti i provvedimenti, hanno dato l'assenso a tutti i provvedimenti del governo rispetto alla politica sanitaria e a tutta la partita del coronavirus. Dopo le conoscete anche voi, poi è cronaca attuale che è quella delle linee guida, se applicavamo quelle delle linee del governo non apriva più nessuno, e lì sono corse in soccorso le regioni, questa è storia ormai, no? Come altre partite. Mi fermo qui. Cioè, potrebbe essere un punto di svolta, diciamo questo, potrebbe essere un punto di svolta. Per? Nel rapporto tra Stato e Regioni e quindi nell'autonomia delle Regioni. Sì, guarda, in questo senso sì. Io penso che le Regioni escano con più vigore da questa partita e anche con un nuovo posizionamento dal punto di vista di architettura istituzionale nazionale. Ho esordito prima dicendo se qualche anno fa si metteva in discussione la loro esistenza, oggi il cittadino sa che in regione penso sia l'unica realtà assieme ai comuni dove i tuoi rappresentanti te li eleggi direttamente, mettendoci il nome sulla scheda. Hai la garanzia che comunque non c'è, sono rappresentanti del popolo, è un organo che legifera, che non è irrilevante, cioè l'Università a Treviso si fa perché noi abbiamo fatto una legge. Alcune partite importanti anche per il coronavirus si sono fatte perché avevamo fatto delle leggi, e poi è una realtà che comunque ha dimostrato di essere operativa. Prego. Scusi Presidente, anche io Buongiorno. volevo fare una precisazione su quello che avevo detto prima di chi fa questi calcoli, sempre diceva non ho letto, in realtà è il ricercatore informatico Davide Tosi, un comasco dell'università che aveva fatto tutte queste previsioni e che semplicemente il 24 maggio aveva detto che ci sarebbe stato questo nuovo picco a metà con centinaia, migliaia di... Non so anche chi sia. No, ma è uno perché ce ne sono tanti in questa Babele che abbiamo poi si fa terrorismo perché chiaramente... Lo vedo come le previsioni del tempo. Sì, no, volevo precisare Sì, grazie. nome e cognome perché non è una cosa... Però io ho risposto a prescindere dal nome perché non so neanche chi sia, cioè non mi permetterei. È andato anche in giro, insomma, in televisioni. Immagino. Allora mi pare che manchi Filippo Tosato, poi forse possiamo chiudere. Sì, soltanto una cosa. Prego. Perché sono arrivate delle segnalazioni tra ieri e oggi da parte di insegnanti e insegnanti della scuola dell'obbligo. Siccome c'è tra le varie ipotesi della ripresa scolastica, c'è quella dei plexiglass in aula, insomma, questi insegnanti sono quantomeno perplessi. Allora capisco la scuola dell'obbligo non è una competenza regionale, però insomma in questo momento
proprio per il discorso che si faceva della cresciuta influenza delle regioni, della conferenza delle regioni, della possibilità di interloquire con il governo, forse sarebbe il caso, insomma, anche di prestare ascolto a questa preoccupazione nel mondo della scuola, che non viene da una stagione facilissima. Ma guarda, io ti dico questo, intanto la mia posizione sui plexiglass la conoscete già, io li eliminerei proprio dappertutto, e vi dico che noi come Conferenza delle Regioni siamo a disposizione, ma onestamente ci stiamo già lavorando come presidenti per produrre l'effetto linee guida che avete già visto, no? Nel senso che con i nostri servizi di prevenzione siamo nelle condizioni di proporre magari delle alternative che siano altrettanto tutelanti nei confronti dei ragazzi. Pensare di far studiare i ragazzi in aula e far seguire le lezioni mettendoli nei box non è il massimo della vita. Cioè, voi vi ricordate quando andavamo a scuola? Cioè, se uno deve tirarsi una penna non può neanche più tirarsi una penna, c'è il box. Cioè. Vabbè, ma la vita è fatta anche di questo, neanche foglietto per copiare, che non si copia. Però al di là delle battute penso che sia anche un mortificante, no? Cioè, perché l'ambiente scolastico è fondamentale che sia gradevole, accogliente, cioè noi non possiamo pensare di mettere i ragazzi nei box di plastica, di plexiglass, ma non esiste. Cioè si parla tanto di benessere animale, no? Ma che benessere animale è questo qui? Cioè, ma scusate, ma vi sembra un giusto trattamento per dei bambini, dei ragazzini che stanno lì con sto box? Mettiamogli le cabine telefoniche a sto punto, no? Cioè non ho capito, dai. Visto che ormai non servono più le cabine, andiamo a recuperarle. Ma è una brutta idea, mi spiace che sia uscita con questa irruenza e senza un minimo neanche di riflessione. Queste sono le classiche soluzioni dei tecnici che per pensare poco dicono mettiamo i box. No, le sottoponevo questa cosa perché ho l'impressione, ma è un'impressione, come dire, che perdura da mesi, che la scuola, il mondo della scuola, quindi i docenti, gli studenti, i ragazzi, le famiglie, il personale, non siano stati trattati molto bene in questa vicenda. Dapprima sono stati dimenticati del tutto. Poi, almeno la scuola dell'obbligo, docenti mandati allo sbaraglio a improvvisare una didattica digitale senza assistenza, famiglie inchiodate con più figli, e d'altronde questa contestazione durissima nei confronti del ministro fino allo sciopero generale della scuola che è stato annunciato. Ripeto, so che non rientra nelle competenze regionali, però forse... Io conosco... meriterebbero maggiore attenzione. Ma questo sì, guarda, io conosco un sacco di insegnanti, devo dire che se dovessi fare una sintesi di quello che è accaduto nella scuola dell'obbligo e nella scuola in generale, è di nave che non governa. C'è proprio una dicitura, no, nella nautica, nave che non governa. Non ho la barca, quindi non preoccupatevi di questo. E perché lo dico? Perché oggi, se possiamo dire che è stato fatto qualcosa con la formazione a distanza, lo dobbiamo all'impegno degli insegnanti che si sono rimboccati le maniche, molto spesso senza indicazioni, senza strumentazioni, hanno trovato famiglie che comunque hanno fatto di tutto per mettere in condizioni i propri ragazzi di studiare, ma dire che ci fosse una regia, decisamente no. Quindi bravi gli insegnanti che si sono dati da fare, e brave le famiglie che sono riuscite ad arginare questa emorragia formativa, ma dire che c'era una nave che governava, no. Tra l'altro domani è sciopero degli insegnanti, proclamato da tutte le sigle sindacali. Non lo sapevo. Ok, se non ci sono altre richieste, buona domenica. Ah no, volevo dirvi, domani viene il dottor Rosi, che è stato il responsabile di tutto quello che sono poi la rete di emergenza-urgenza in Veneto durante il coronavirus. A lui ho dato anche l'incarico di supervisore e a lui oggi abbiamo dato già da qualche settimana l'incarico anche, come si può dire, di custode di quello che sono dei reparti Covid all'interno degli ospedali, lì pronti
all'emergenza, ma che sono chiusi a chiave, perché abbiamo anche dei reparti dove c'è tutto attrezzato per proprio la prima immediata emergenza, e le chiavi le ha tutte il dottor Rosi. Quindi vi dà anche uno spaccato di quello che è stato questa emergenza dal punto di vista di emergenza-urgenza, perché poi i malati nelle terapie intensive, lui peraltro l'abbiamo fatto anche supervisore per tutta la questione di Verona, ricordate quando c'è stato il focolaio di Verona? Sì, e poi a Rara Cross, cioè i malati che arrivavano da fuori regione. Prego? Rosi è il capo del 118 Veneto. Grazie e buona domenica a tutti e grazie anche ai signori che sono qui, grazie. Allora che si è conclusa la conferenza stampa, abbiamo seguito in diretta il governatore Zaia. Allora, prima di salutarci, rivediamo assieme la tabella, il report divulgato da Azienda Zero, con questo 0 che individua i casi positivi dalle 5 di ieri pomeriggio alle 8 di questa mattina, e quindi siamo un totale di 19.183, questo 0 casi positivi nella notte. Andando a vedere invece i ricoveri in area non critica in terapia intensiva, -1, quindi una persona che è uscita dall'area non critica, rimane invariata la situazione in terapia intensiva con questo 0, 16 persone, e 0 anche persone decedute da ieri a questa mattina alle 8, quindi 1401 sono le persone decedute dal 21 febbraio ad oggi, questo lo vogliamo ricordare. Allora, prima dei saluti vi ricordo alle 21:15 questa sera non perdete il documentario Nel cuore del santo, incentrato proprio sulla Basilica di Sant'Antonio di Padova, e siamo nel periodo della Tredicina, ci stiamo avvicinando al 13 giugno, giorno dedicato a Sant'Antonio, e tantissime le manifestazioni proprio in questa giornata che saranno seguite integralmente in diretta da Rete Veneta. Oggi pomeriggio alle 16:30 gli appuntamenti con la ginnastica dolce, zumba e tai chi, e poi alle 17:30 c'è la Tredicina puntuale, e alle 18 l'appuntamento invece con la Santa Messa in diretta, sempre dal Santo di Padova. Grazie intanto per averci seguito, un buon pomeriggio a tutti voi, arrivederci.